tecnici dell'acquedotto, finisce in furto e colluttazione, vittime 2 coniugi di Monastiero, temuto di morire, racconta la donna, esplosi anche dei colpi di pistola probabilmente da una scacciacani. Maltempo, continua l'allerta arancione, forti temporali tra Trevigiano e Veneziano, allagamenti a Caorle, tromba marina a Maiesolo, a Marghera aperta la sala operativa della protezione civile. Al via in tribunale a Padova il processo per il femminicidio di Giada Zanora, la 34enne uccisa a Vigonza nel 2024, accusato del delitto il compagno Andrea Favero da cui si stava separando. Detenuti barricati in protesta al carcere San Pio X, la direzione ha disposto rinforzi del personale per poter far fronte all'emergenza, l'appello del sindacato: servono più agenti. 2 mesi esatti da oggi alle elezioni regionali in Veneto, in diretta a Ring. Forza Italia invoca a gran voce il nome del candidato alla presidenza per il centrodestra, con l'Azzurro Forcolì che definisce una sparata azzardata l'uscita di Zaia sul candidato leghista. Si alza il sipario al Teatro Remondini a Bassano del Grappa per lo spettacolo intitolato La Scelta, dedicato a Tina Anselmi, prima donna ministro d'Italia. Buon compleanno Pablito, nel giorno in cui avrebbe compiuto 69 anni. Vicenza omaggia il campione Paolo Rossi con una statua luminosa a Palazzo Trissino. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari, questi dunque i titoli, ma in primo piano il nostro sondaggio, come di consueto, sondaggio che riguarda la politica. Centrodestra, se il candidato non è della Lega è un problema? Se volete rispondere di sì, 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no, in rosso 0422 1626 690, l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Ed ora la cronaca, la truffa dei finti tecnici dell'acquedotto finisce in furto e colluttazione, vittime 2 anziani coniugi di Monastiero, ho temuto di morire, racconta la donna, esplosi anche dei colpi di pistola probabilmente da una scacciacani, indagano i carabinieri, si cerca una coppia di delinquenti, è successo questa mattina alle 9. Una cosa così della mia età anche riesci di rimanere anche distesa per terra. A un certo punto ho avuto paura che le facessero del male davvero, di morire. Sì, sì. Ha temuto il peggio la signora Danila, 77 anni, vittima in mattinata con il marito di una truffa finita in furto e colluttazione, nel corso della quale sono stati esplosi dei colpi di pistola, quasi sicuramente da una scacciacani, una vera e propria escalation, quella vissuta in questa casa di via Castelletto alle porte di Monastier, poche centinaia di metri dalla Treviso Mare. Sono circa le 9 quando un uomo si presenta alla sua porta, si qualifica come un addetto dell'acquedotto. Mi ha detto: signora, vada a prendere i suoi gioielli, vada a prendere i soldi, sennò sono, come che si può dire, contaminati. Una tecnica spesso utilizzata che ingenera confusione e ansia. Lo stesso truffatore, a titolo dimostrativo, si toglie la collanina e la mette nel frigo. Nel frattempo in casa entra anche un altro uomo. Avevo capito ancora prima di andare a prendere le cose. Ma io avevo paura per mio marito perché l'altro aveva anche una pistola. La situazione precipita in pochi attimi. Danila cerca di reagire, il marito ha problemi di salute e deambulazione. Quando ho messo i soldi dentro sul frigo, lui ha tornato a aprire il frigo, ha preso soldi, gioielli e tutto e stava scappando. Io l'ho preso per il collo e gli ho strappato tutta la roba che aveva indosso. Ha sparato. Ha sparato. È vera, non è vera, non so dirle qua. Lei comunque un colpo l'ha sentito. Certamente, è stata quella la grande paura anche per mio marito, perché ha anche 4 bypasser. I due scappano con i gioielli di famiglia e contanti da quantificare, salvo poi tentare di ritornare per riprendersi la collanina, quella messa in frigo, e un paio di occhiali persi nell'alterco. Nel frattempo però trovano il cancello chiuso e così la fuga riprende. Danila si tocca la ferita al braccio, è visibilmente scossa, fatica ad accettare quello che è successo. Una roba incredibile, una cosa che non riesco neanche se l'ho superata.
Una truffa verosimile quanto subdola. Sul posto arrivano i carabinieri. Anche per questo la donna si sente di lanciare un forte messaggio. E le dico a tutte le persone che siano sempre in due e non aprire mai e mai e mai. Ed ora nel Vicentino, 2 furti e alcuni tentati furti a cassola. I ladri sono entrati in azione mentre le vittime erano in casa. Il sindaco Stangerlin è pronto ad avviare il controllo di vicinato. Impronte di scarpe infangate sul muro di questa villetta di un quartiere a ridosso del centro di Cassola è il segno del passaggio di un ladro acrobata che 2 sere fa, dopo essere arrivato dal campo nel retro della casa, si è arrampicato salendo lungo la grondaia sino al primo piano dell'abitazione per poi entrare mettendo tutto a soqquadro mentre al piano terra il padrone di casa stava guardando una serie TV. Il furto è andato a segno, ma la sua immagine è stata immortalata alle 21:18 dalla telecamera di videosorveglianza che ha fatto scattare l'alert sul cellulare di un familiare rientrato con il cuore in gola. Se il padrone di casa non si è accorto di nulla e sta bene, resta l'amarezza per il furto subito, non l'unico colpo messo a segno in quelle ore. A poche centinaia di metri da via Alessi, alcuni malviventi sono entrati anche in una casa di via Paolo VI. All'interno 2 anziani che si sono accorti della presenza dei banditi solo dopo l'arrivo di un parente che li ha fatti fuggire. 2 furti e alcuni tentati furti, dopo un periodo di relativa tranquillità per questo comune della Pedemontana, dove il sindaco Gianantonio Stangerlin pensa di attivare il controllo di vicinato. Faremo un'assemblea generale con tutti i quartieri per capire chi dà disponibilità per attivare questo servizio sul territorio, che è un servizio che non sarà ovviamente fine a se stesso, ma sarà coordinato con tutto quello che già si sta facendo con la polizia locale, ma anche di coordinamento con le altre forze dell'ordine. Amministrazione al lavoro anche per il potenziamento dell'impianto di telecamere e varchi che già controllano il territorio comunale. Torna il maltempo in Veneto orientale e nubifragio a Caorle con allagamenti nei punti più bassi, tromba marina a Jesolo. 40 mm di pioggia in poco più di un'ora a Caorle. Il maltempo ha colpito nuovamente il Veneto orientale. Protezione civile, vigili del fuoco, polizia locale sono in allerta. Il comune ha attivato il centro operativo per gli allagamenti nella zona del centro storico, dove la pioggia ha colpito dando tregua solo a metà giornata. In alcune abitazioni situate nei punti più bassi i garage si sono leggermente allagati e così alcuni negozi del centro e zona Santa Margherita, oltre a varie strade come via Pretoriana. Allagamenti anche sulla spiaggia di Levante, dove l'acqua ha trasformato l'Arenile in un enorme lago. A Jesolo si è abbattuta una tromba marina, conclusasi però in pochi minuti e senza nessun danno particolare. L'attenzione per l'evolversi della situazione è massima e lo sarà soprattutto nelle prossime ore con i bollettini regionali di allerta emessi da ARPAV e l'insediamento della Protezione Civile regionale a Marghera. Le previsioni ad oggi sono confermate, anche se leggermente sfalsate a livello di tempistiche, nel senso che ci saranno possibili più fasi di precipitazioni intense alternate a delle pause anche di precipitazione non particolarmente persistente. Le tipologie dei fenomeni sono quelle dei temporali ripetuti, anche persistenti e potenzialmente intensi, che interesseranno appunto queste zone, sia le parti di pianura estendendosi fino alla parte pedemontana. Dopo le manifestazioni della giornata in serata anche a Padova in corteo a sostegno della causa palestinese, una manifestazione pacifica in cui non ci sono stati momenti di tensione. Dopo il blocco di Porto Marghera, anche Padova si mobilita nel giorno dello sciopero generale indetto dai sindacati di base. Più di 10.000 persone si sono ritrovate in piazza Garibaldi ieri sera per dar vita a un corteo che, passando per via Tommaseo, è arrivato a piazzale Stanga, concludendosi poi al Portello.
Molti gli interventi durante il corteo, come quello di Ruwaida, cittadina di Gaza, che ha accompagnato qui a Padova un bimbo rimasto orfano e ricoverato in città. Rais America, stop killed the children. Dopo la manifestazione di lunedì mattina in Prato della Valle, che ha visto radunarsi più di 300 tra mamme, bambini e studenti, un altro momento di mobilitazione per la pace ha invaso le vie di Padova, coinvolgendo associazioni e tante famiglie. Siamo qui per manifestare contro un genocidio e basta, direi che non serve a dire altro, e contro l'invio delle armi a Israele e in generale l'economia del genocidio. Forse dovevamo farlo prima, cosa dice? Protestare contro questa politica, diciamo, che appoggia la guerra e soprattutto perché ci sia la pace, insomma, un po' banale, però è così. Dopo il blocco di Porto Marghera, i manifestanti hanno voluto bloccare anche il piazzale della Stanga, luogo simbolico e nodo logistico di Padova, un blocco pacifico culminato con i fuochi d'artificio. Continuiamo con la cronaca. Al via in tribunale a Padova il processo per il femminicidio di Giada Zanora, la 34enne uccisa a Vigonza nel maggio del 2024, accusato del delitto il compagno Andrea Favero, da cui si stava separando. Era presente in aula Andrea Favero, il 39enne accusato di aver ucciso la compagna Giada Zanola gettandola dal cavalcavia dell'autostrada a Vigonza a pochi metri dalla loro abitazione, tentando così di simularne il suicidio. Nell'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Padova è iniziato il processo per il femminicidio avvenuto il 29 maggio del 2024. Si è aperto il dibattimento e la pubblica accusa e la difesa hanno chiesto l'ammissione dei testi e delle prove. Circa 40 le persone chiamate a comparire per ricostruire la drammatica vicenda. Il corpo di Giada Zanola era stato travolto dalle auto in corsa lungo la A4. Quello che all'inizio sembrava un suicidio mostrò fin da subito molte incongruenze e la polizia arrestò poche ore dopo Andrea Favero, il compagno da cui la donna si stava separando, padre di suo figlio di 3 anni. Nel corpo di Giada vennero trovati ingenti quantitativi di benzodiazepine, un potente sonnifero che Favero si era fatto prescrivere dal medico. Giada stava per lasciarlo e ad alcune amiche poche settimane prima di morire aveva confidato di temere di venire drogata dal compagno. Il GPS dell'auto del 39enne mostra il tragitto di andata e ritorno da casa la notte del delitto. Favero ha sempre professato la sua innocenza e dice di aver solo accompagnato Giada sul cavalcavia e di averla lasciata lì viva. Il pubblico ministero però gli contesta anche la premeditazione. Le udienze del processo sono state programmate da fine ottobre e fino all'inizio del 2026. Il verdetto di primo grado dovrebbe arrivare in primavera. Ed ora a Vicenza, detenuti barricati in protesta al carcere San Pio X, la direzione ha disposto rinforzi del personale per far fronte all'emergenza. L'appello del sindacato: servono più agenti. Caos nella casa circondariale Filippo del Papa nel quartiere San Pio X. Scoppiate 3 proteste dei detenuti nel giro di 24 ore tra domenica e lunedì. Una situazione già difficile da gestire da parte dell'organico ridotto della polizia penitenziaria, che è stata ulteriormente aggravata con l'arrivo da altri penitenziari di nuovi detenuti definiti di difficile adattamento. Per questo è stato fondamentale l'arrivo del nucleo di rinforzo di pronto intervento da Padova per riportare la calma nel penitenziario Berico. In particolare nella protesta della mattinata, che ha visto una decina di carcerati asserragliarsi nel nuovo padiglione della 7ª sezione, impedendo così l'accesso ai reparti anche dei detenuti comuni. Per l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria la situazione al carcere San Pio X è stata definita esasperante, visti i turni anche di oltre 12 ore a cui sempre più spesso sono costretti gli agenti per garantire il minimo della sicurezza. Quindi noi chiediamo sia a livello regionale che a livello nazionale, centrale, un adeguamento appunto della pianta organica dell'Istituto Vicentino, che da quando tra l'altro è stato istituito un nuovo padiglione di fatto non è stata mai adeguata. Quindi un plauso continuo agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria presso l'Istituto Vicentino, che di fatto operano sotto organico e con turni di lavoro di estrema difficoltà, con ore di straordinario sproporzionato, e chiediamo appunto, ribadiamo ai vertici dell'amministrazione
che verifichi quando di fatto è accaduto e quando di consuetudine accade presso l'Istituto Vicentino. Ed ora la politica, 2 mesi esatti da oggi alle elezioni regionali in Veneto. In diretta Ring, Forza Italia invoca a gran voce il nome del candidato alla presidenza per il centrodestra, con l'azzurro Forcolin che definisce una sparata azzardata all'uscita di Zaia sul candidato leghista. Noi rispetteremo chiunque sarà il presidente, ma che lo decidano, perché è troppo imbarazzante questa situazione. Si metta fine al braccio di ferro tra Lega e Fratelli d'Italia. Mancano 2 mesi esatti al voto e la situazione inizia a farsi imbarazzante. Parola di Forza Italia che al Ring, per bocca di Gianluca Forcolin, chiede agli alleati di accordarsi su un nome per la corsa alla presidenza della regione. Un leghista? Non necessariamente, dice Forcolin, che si schiera col coordinatore regionale dei meloniani, Luca De Carlo, quando gli viene chiesto di commentare la frase pronunciata da Luca Zaia a Pontida: se il candidato non sarà un leghista sarà un problema. Secondo me è un'uscita che ha fatto Zaia per prendere il titolo dei giornali, perché è azzardata comunque come battuta. È un problema perché legittimamente Fratelli d'Italia chiede di dire possiamo esprimere anche noi il nostro candidato. Forza Italia lo ha fatto ancora un anno fa, quando si era detto che il centrodestra sarebbe andato unito, che poi piaccia o non piaccia, sia gradito o non gradito, Forza Italia ha messo Flavio Tosi come candidato presidente. Oggi stiamo assistendo da mesi a questa bagarre tocca a me, tocca a te fra la Lega e Fratelli d'Italia. Noi diciamo qualunque sia il candidato presidente, qualunque sia Stefani, De Carlo, scegliete quale va meglio per tutti e cominciamo a parlare, come è stato detto prima, di qualcosa di più importante, cosa i veneti chiedono sia messo all'ordine del giorno come agenda di governo per il prossimo mandato dei prossimi 5-10 anni. Di fine ingloriosa dei 15 anni di governo di centrodestra parla la Dem Vanessa Camani, non solo per il dibattito a cui si assiste, finalizzato solamente a spartirsi le poltrone, dice, ma anche perché la futura amministrazione, votando a novembre, dovrà operare per almeno 4 mesi in esercizio provvisorio. Non basta. In questo momento il bilancio della Regione del Veneto, che ci lascia in eredità il presidente Zaia, prevede circa 40 milioni di spesa libera, di risorse per spesa discrezionale. Ma dove andiamo con 40 milioni? Non siamo in grado di aumentare le risorse per la sanità, di aumentare le risorse per le scuole dell'infanzia, neppure di pagare le borse di studio, figuriamoci dei salari e delle attività produttive. Quindi in realtà Zaia, ed è questo e chiudo, arriva a una fine ingloriosa perché lascia macerie attorno a sé, soltanto perché si è voluto incaponire che dopo di lui devono morire tutti i filistei. Si alza il sipario al teatro Remondini di Bassano del Grappa con lo spettacolo dedicato a Tina Anselmi, La scelta. Lo ha detto spesso durante la sua carriera politica, è che la democrazia è un regime difficile perché implica la scelta di coloro che vi partecipano. Ed è proprio La scelta il titolo dello spettacolo che andrà in scena giovedì al Teatro Remondini di Bassano del Grappa, tratto dalla giovane Tina Anselmi di Mauro Pitteri. Una figura, quella della prima donna ad aver ricoperto la carica di Ministro della Repubblica Italiana, estremamente legata al territorio bassanese. Era studentessa alle magistrali presso l'Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Gesù e lì ha avuto l'esperienza di avere come compagna di classe la sorella di Lino Camonico, un partigiano che è stato ucciso durante la rappresaglia sul Grappa ad Arsiè. Lo spettacolo teatrale è stato realizzato in collaborazione con la CISL di Vicenza. È stata una nostra iscritta, fondatrice della CISL, impartendo valori antifascisti come molti altri, Pastore, Cengerle, nostri padri fondatori che oggi rivivono in questa ricerca, in questo spettacolo. Il sipario, che si alzerà alle 21, vuole dare un messaggio importante anche e soprattutto alle giovani generazioni. Per scegliere bisogna essere informati, bisogna sapere e soprattutto lei si rivolgeva alle ragazze dicendo loro che se oggi hanno quei diritti è che perché tante ragazze come lei all'epoca, 17enni, avevano partecipato alla resistenza e soprattutto diceva loro che le conquiste non sono mai definitive e che soprattutto alle ragazze nessuno avrebbe mai regalato nulla e quindi bisognava continuare a impegnarsi in quello che era il loro principale obiettivo,
l'emancipazione. Buon compleanno Pablito, nel giorno in cui avrebbe compiuto 69 anni Vicenza omaggio al campione Paolo Rossi con una statua luminosa a Palazzo Trissino. Avrebbe compiuto oggi 69 anni, ma la sua luce non si è mai spenta e viene celebrata ancora proprio con un'opera luminosa, così come lui, Paolo Rossi, è stato per Vicenza e i suoi tifosi, indelebile simbolo del calcio italiano. Installazione dell'artista Marco Lodola per celebrare Pablito, il campione che fece sognare l'Italia nel 1982. Installazione che a Vicenza celebra il legame indissolubile e la riconoscenza tra la città e Pablito. Solo lo scorso anno gli era infatti stato dedicato il murale gigante che domina la zona del Quadrilatero. Abbiamo voluto ricordare la figura di Paolo Rossi, che è una figura molto amata in città, non solo per la parte calcistica ma anche e soprattutto per la parte umana. Tantissimi cittadini si ricorderanno quella foto simbolica di Paolo Rossi che in bicicletta attraversa Piazza dei Signori, no? Perché Paolo Rossi è una figura molto amata e si faceva molto amare. Quindi per qualche settimana ci sarà questa scultura di Lodola a Palazzo Trissino, nella sede, nella casa del comune, e quindi tutti i cittadini potranno venire a visitarla e a rendere omaggio al campione Paolo Rossi. Opera itinerante che arriva a Vicenza nel cortile di Palazzo Trissino dopo essere stata ad Oderzo e prima di andare a Como e poi toccare altre città italiane. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ora alla sigla, poi alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.